Crack BPV, sequestro conservativo di beni per quasi 2 milioni di euro disposto dalla Procura di Vicenza per Gianni Zonin e altri 4 imputati. La finanza in azione in queste ore. È stato individuato stamattina nel gruppo del Lago Rai nel Trentino orientale il corpo senza vita dello sci alpinista 48enne di Feltre scomparso ieri mentre era impegnato in un'escursione. A Bassano caccia ai banditi che nel tardo pomeriggio di ieri hanno rapinato una farmacia terrorizzando i presenti con un'accetta. Razziavano bar e tabaccherie strisciando a terra per eludere i sensori degli allarmi, banda sgominata dai carabinieri di Padova. Violenza privata aggravata e minacce aggravate sono queste le accuse con le quali, conclusa l'inchiesta, la procura è intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio per l'ex parroco padovano Don Andrea Contin. Il giallo della giovane Marianna Cendron di Paese, scomparsa nel 2013, sembra destinato a non avere fine. Dalla procura è arrivata la terza richiesta di archiviazione del caso. Nel novembre del 1918 a Villa Giusti a Padova si firmò l'armistizio che segnò la fine della Grande Guerra. 100 anni dopo la città e la provincia celebrano l'evento storico con un ricco calendario di eventi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali dunque, che si apre parlando dell'inchiesta di BPV, dell'inchiesta del crack BPV, con un nuovo sequestro di beni disposto dal Tribunale di Vicenza ed eseguito in queste ore dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin, dell'ex DG Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini, cinque degli imputati della inchiesta. Sequestri conservativi disposti appunto per ognuno dei 5 imputati a 350.000 euro per ciascuno delle persone, relativi quindi a spese del giudizio calcolate finora, un totale di circa 1.750.000 euro, quasi 2 milioni di euro di beni sequestrati. Allora ci aggiorna su questa nuova notizia che riguarda l'inchiesta del crack BPV il nostro Carlo Inghilleri al telefono. Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, dove gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza stanno eseguendo alcuni provvedimenti di sequestro conservativo emessi dal Tribunale su richiesta della Procura nei confronti di 5 degli imputati nell'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza, attualmente in fase di udienza preliminare. Ricordiamo che l'accusa ha chiesto il processo per 7 ex dirigenti, tra i quali anche l'allora presidente Gianni Zonin. Questa mattina appunto ha fatto clamore la notizia con cui si è svegliata la città di questo sequestro a carico di 5 imputati dei 7 che appunto in questo momento sono chiamati a rispondere del crack della BPV. Per maggiori ragguagli su questa vicenda però vi diamo appuntamento al telegiornale di questa sera. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Un ritrovamento drammatico questa mattina nel gruppo del Lago Rai nel Trentino orientale, il ritrovamento del corpo senza vita di uno sci alpinista che era scomparso ieri mentre era impegnato in un'escursione verso Cima Cavallaro. La vittima è Stefano Mottes, 48enne di Feltre. L'allarme era scattato in serata quando i compagni di escursione appartenenti a un'associazione sportiva feltrina non lo hanno visto tornare a valle. Sospese le ricerche nella notte, gli uomini del soccorso alpino assieme ai vigili del fuoco e guardie di finanza hanno ripreso a cercarlo anche utilizzando alcuni droni e questa mattina il ritrovamento del corpo senza vita dello sci alpinista in fondo a un canalone. Ed ora a Bassano del Grappa perché è caccia ai banditi che hanno assaltato ieri nel tardo pomeriggio una farmacia e hanno terrorizzato i presenti utilizzando come arma un'accetta. Allora ci dovremo collegare in collegamento telefonico con Andrea Zambranetti da Bassano per capire a che punto è questa caccia ai banditi. Andrea. Sì, grazie Nicola della linea, buongiorno a te e buongiorno a studio. E caccia in tutto il Bassanese ai banditi che hanno agito ieri sera. Erano circa le 18:30 quando hanno fatto irruzione nel dispensario farmaceutico di Campese, una località di Bassano del Grappa. Dentro l'esercizio commerciale c'era una cliente, la dipendente, la farmacista Carmela.
I due banditi che avevano una calzamaglia calata sul volto ci hanno messo poco a far capire quali fossero le loro intenzioni, mostrando il manico di una mannaia. Poi si sono serviti da soli, hanno raccattato i contanti, ma non contenti si sono fatti consegnare anche le borse, poi sono scappati, i residenti li hanno anche inseguiti, ad attenderli all'esterno c'era un complice che li attendeva con un'auto in moto. Indagano i poliziotti del commissariato di Bassano del Grappa, che dopo aver sentito la versione delle due donne hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza del Val Brenta. Le modalità e l'obiettivo scelto tracciano però un profilo chiaro della caratura criminale della gang, difficile pensare che non abbiano quindi commesso qualche errore. La loro identificazione potrebbe a questo punto essere solo questione di tempo. Linea Nicola che torna a studio. Grazie ad Andrea Zambenedetti. Non rapinavano ma derubavano invece a Padova, e non solo a Padova, bar e tabaccherie, ed erano dei banditi, dei malviventi specializzati nello strisciare a terra per eludere i sensori degli allarmi. Nonostante questo i carabinieri sono riusciti a bloccare questi malviventi. Allora ci racconta questa operazione dei carabinieri in diretta telefonica per noi Guido Barbato da Padova. Guido. Buongiorno da Padova. 2 arresti dei carabinieri all'alba di oggi tra Legnaro, nel Padovano, e Chioggia. A finire in manette, su disposizione del GIP del Tribunale Euganeo, 2 pregiudicati di origini rumene: Marius Ripa, 31 anni, abitante a Isola Verde di Chioggia, e Vasile Ilie, 28 anni, abitante appunto a Legnaro. Ai 2 la procura contesta 8 furti aggravati e una tentata rapina ai danni di 9 locali tra bar e sale slot del Piovese e di Campalto alle porte di Venezia. I 2 romeni, ben preparati atleticamente nelle loro razzie, nelle quali rubavano contanti dalle slot machine, gratta e vinci, alcolice e sigarette, usavano una tecnica davvero molto particolare. Per eludere i sensori degli impianti d'allarme strisciavano pancia a terra come dei Marines, con in spalla uno zainetto con tutto il necessario per scassinare e derubare l'esercizio. Almeno 50.000 euro il bottino dei 9 colpi e ben 100.000 euro di danni nelle strutture che hanno appunto danneggiato, rovinato nella loro serie di furti, che sono stati commessi tra il dicembre del 2016 e l'ottobre scorso. Da Padova, linea allo studio. Siamo a giudiziaria e la chiusura dell'inchiesta su Don Andrea Contin, lo scandalo della parrocchia di San Lorenzo. Adesso la procura va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Violenza privata aggravata e minacce aggravate sono queste le accuse con le quali, conclusa l'inchiesta, la procura sarebbe intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio per Don Andrea Contin, il parroco padovano sospeso a divinis dal vescovo Claudio Cipolla, al centro di uno scandalo a luci rosse che vede coinvolti anche una ventina di parrocchiane. Il pubblico ministero ha chiesto invece l'archiviazione per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Di scandalo a luci rosse si parla in questi giorni anche a Treviso, per il caso, lo sapete, abbiamo raccontato di quel professore di liceo. Adesso spunta un altro caso, stavolta molestie su giovanissime allieve, addirittura delle scuole medie. È un caso però tutto da chiarire. Nuovo caso di accuse di molestie nei confronti di un insegnante che avrebbe avuto attenzioni particolari per 3 alunne. Si tratta di un 50enne mestrino, a lungo insegnante di musica in una scuola media di Treviso, accusato la scorsa estate da 3 allieve per fatti risalenti a 10 anni fa. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi dopo la denuncia dei genitori di una sedicenne nei confronti di un professore di un istituto superiore, il Duca degli Abruzzi, con cui la ragazzina avrebbe scambiato foto e messaggi a sfondo sessuale. Insegnante che si è dimesso a fine anno, così come il docente delle medie finito sotto la lente di ingrandimento della procura, sospeso dall'incarico. Vicenda con contorni ancora da chiarire. Il professore, sentito dagli investigatori della squadra mobile, nega ogni addebito. È accusato di contatti fisici e approcci proibiti con le ragazzine. Resta da capire perché le ex alunne che lo accusano, oggi maggiorenni, abbiano atteso così tanto tempo per rivelare quelle molestie. Le indagini sono chiuse, ma il magistrato che detiene l'inchiesta non si è ancora espresso su un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Adesso di nuovo a Venezia per tornare a parlare dell'omicidio di Ivano Gritti. Ha parlato ieri il cosiddetto terzo uomo, il testimone di quella serata di sangue in centro storico.
Il secondo proiettile era per me. A parlare è il super testimone dell'omicidio di Ivano Gritti, il 47enne assassinato lo scorso 9 gennaio in Calle delle Chiovere a San Polo, freddato da un colpo di pistola sparato da Ciro Esposito, 49enne di origini napoletane, ora in carcere. Il testimone, 31 anni, residente al Lido, ha parlato al funerale dell'amico ucciso ed ha contestato la ricostruzione effettuata nelle ore successive al delitto, secondo la quale lui sarebbe fuggito di corsa subito dopo l'esplosione dei colpi. Non è vero che sono scappato, ha detto il giovane, ho chiamato io il 118 e sono rimasto fino all'arrivo dei soccorsi. Con Ivano, ha proseguito, eravamo andati a casa di Ciro per prendere il cane e lui sapeva benissimo chi c'era dietro la porta. Circa l'ipotesi che vi siano dei collegamenti tra l'omicidio e le rapine in zona di San Polo, il 31enne lidense li ha esclusi. Io non c'entro nulla, ha detto. La testimonianza del giovane è ora al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo dinamica e motivazioni del delitto. Restiamo a Venezia, un'operazione della questura che è riuscita a bloccare un ventenne durante un tentativo di rapina in una tabaccheria. Ci racconta questa operazione Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria. Sì, buongiorno da Mestre. Gli agenti della questura sono intervenuti ieri mattina alle 8 in una tabaccheria di via Seggiano, zona Chirignago, per una tentata rapina. È stato proprio il titolare a chiamare la polizia dopo che un ventenne italiano è entrato col volto parzialmente coperto da una sciarpa, appoggiando la pistola sul bancone e chiedendo tutti i soldi. A quel punto il titolare si è rifiutato, ha avuto molto sangue freddo, anche se naturalmente dalla questura dicono che reagire non è sempre l'atteggiamento migliore, ma si tratta della terza rapina in poco tempo che subisce. Quindi a quel punto il ventenne si è intimorito ed è fuggito. Nel frattempo la questura era stata appunto allertata e nei pressi della tabaccheria, più precisamente in via Calabria, c'era proprio una volante che ha visto un'auto parcheggiata male all'ingresso del CERT e si sono insospettiti, quindi sono entrati e una volta dentro hanno riconosciuto il giovane e in base ai vestiti che indossava la descrizione che era stata data dal titolare, una descrizione molto dettagliata. A quel punto è stata perquisita anche l'auto e all'interno vi hanno trovato la pistola con cui aveva minacciato il titolare. Il ragazzo in questo momento è in attesa della convalida dell'arresto. Si tratta di un ventenne italiano, con tutta probabilità è un tossicodipendente e attualmente vive con i genitori e anche un lavoro. Tra l'altro dalla questura dicono che conosceva molto bene la zona proprio perché si muoveva in maniera completamente di casa, come si suol dire. Per il momento da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. A Mestre dunque restiamo, perché a proposito di sicurezza ieri abbiamo raccontato il corteo contro l'insicurezza, contro il degrado organizzato dal Comitato Marco Polo e con la presenza di numerosi cittadini che hanno attraversato il sottopasso dove era avvenuta l'aggressione violenta, la rapina violenta ai danni di una donna sordomuta. Ieri sera avevamo ospiti in studio proprio a 20:10 Luigi Corò, il presidente del CMP, organizzatore del corteo. Abbiamo parlato di sicurezza a Mestre e proprio Corò ha puntato il dito, ha sottolineato l'assenza ieri nel corteo di un'altra associazione da poco nata, l'associazione Zero Degrado, cioè di quei commercianti stranieri della zona di Via Piave che combattono anch'essi per il degrado. Allora sentiamo le parole critiche nei confronti di questa associazione e soprattutto della loro assenza ieri al corteo. Non li ho visti con noi oggi, questo mi ha fatto male. Non so quanto onestà intellettuale ci sia nella loro operazione, io mi auguro di sì. Per oggi mi sarei aspettato. Lei avevate invitato, immagino, certo, che almeno una piccola rappresentanza ci fosse. Non pretendevo chissà cosa, mi sarebbe bastato vedere una piccola rappresentanza, ma non c'era, questo mi ha fatto male. E questo mi fa, se non pensare male, comunque dubitare su molte loro dichiarazioni. Io credo che contro la violenza, che contro il degrado, visto che anche loro si dedicavano al degrado, verso quella violenza che era caduta lì e verso le precedenti, perché lì c'erano altre 3 donne che avevano subito violenza
rapina in quel sottopasso, avrebbe dovuto esserci. A Treviso adesso una brutta notizia per la famiglia di Marianna Cendron che cerca la figlia dal 2013 perché la procura ha chiesto per la terza volta l'archiviazione del caso. Nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura di Treviso del fascicolo sulla sparizione il 27 aprile del 2013 della 18enne di Paese Marianna Cendron. Per la terza volta da Palazzo di Giustizia i magistrati chiedono di sospendere le indagini che a oggi non hanno portato ad alcun esito. Lo scorso 7 settembre, su richiesta della famiglia di Marianna, che si era nuovamente opposta all'archiviazione, era stato il GIP Bruno Casciarri a chiedere un supplemento di indagine, ulteriori 4 mesi di approfondimento che tuttavia non sono serviti a far emergere indizi utili per dipanare un mistero che rischia di rimanere senza risposte certe. Sono stati risentiti nuovamente il fidanzato della ragazza, Michele, e Renzo Curtolo, il vicino di 45 anni nella cui casa la ragazza era andata ad abitare per alcune settimane. Per i legali della famiglia, nelle loro dichiarazioni ci sarebbero delle contraddizioni e rimane il giallo del secondo telefono trovato collegato a Marianna. Elementi da approfondire per i genitori, ma la procura è orientata per l'allontanamento volontario della giovane. Adesso la pubblicità, ma restate con noi, parleremo subito dopo di un tasto dolente per molti automobilisti, cioè di multe e di T-Red. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Dunque parliamo dell'attività della Polizia Locale, nello specifico della Polizia Locale di Treviso, che ieri ha tracciato il bilancio del 2017 e ne emerge un quadro di un'impennata di multe e sanzioni rispetto all'anno precedente, 35.000 multe in più. Vediamo perché. Dalle 100.000 multe del 2016 alle 135.000 del 2017. Non solo varchi elettronici ma anche una stretta al parcheggio selvaggio e i nuovi autovelox in tangenziale. Incassa circa 9 milioni di euro in più da investire in sicurezza stradale. Passa anche attraverso questi numeri il bilancio annuale della Polizia Locale di Treviso, che domani mattina a San Francesco festeggerà il patrono San Sebastiano. Laddove c'è controllo e viene giustamente richiesto un maggiore controllo, è anche necessario far rispettare le regole. Dall'altro lato però sono anche diminuiti i reati quasi dell'8%, questo non perché le persone non denunciano i reati, ma perché oggettivamente vi è stato appunto un maggior controllo. Maggiore presenza nel territorio, sia dentro le mura che nei quartieri, malgrado l'organico sia rimasto inalterato, 92 unità. Siamo riusciti ad aumentare le pattuglie, passando da 2 pattuglie, 1 a 2 pattuglie che in passato garantivano con la loro presenza il presidio del territorio, a 8-9 pattuglie nell'arco della giornata, con una quindicina di agenti nell'arco dell'intera giornata. 13.000 interventi, 62.000 ore di servizio, 3.500 solo alla Dunata degli Alpini, una delle prove del 9 del 2017, ma lo sforzo, ha sottolineato in tono apertamente polemico il vice comandante Giovanni Favaretto, non ha meritato l'encomio della prefettura, che ha privilegiato le altre forze dell'ordine. Ben 12 chili di stupefacenti scoperti dai cani dell'unità cinofila. Quanto alle nuove tecnologie, significativi risultati del Targa System, un esempio per tutti. Le 17 omissioni di soccorso avvenute nel corso del 2017, rispetto alle quali 15 conducenti sono stati individuati proprio grazie ai nostri sistemi elettronici, in particolar modo Targa System e telecamere brandeggiabili. A proposito di multe, una segnalazione che attraverso la nostra rubrica Lo dico ad Antenna arriva alla nostra redazione di Venezia, la segnalazione di un cittadino sulla assurda situazione di un incrocio in via Milanese. Sono stato multato in questo semaforo, giustamente perché sono passato col rosso, però voglio mettere in evidenza che questo semaforo, dove batte la ruota dell'auto, non è a norma. Perché non c'è una linea bianca di fermata. Contro il T-Red all'intersezione tra via Milanese e via Liguria era stata firmata anni fa una petizione da parte di centinaia di cittadini della zona, poi caduta nel vuoto. Non solo manca la linea d'arresto, lasciando gli automobilisti nell'incertezza sul dove l'auto debba fermarsi, ma per chi proviene da via Liguria il semaforo non è visibile, aumentando la confusione e il rischio di incidenti. Secondo me non è a norma, quindi chiederei se viene messa a norma, visto e considerato che la gente quando sbaglia paga le multe, è giusto che anche il comune di Venezia o di dove siamo adesso deve mettere a norma questo incrocio.
Mi sono accorto di questa assurdità, denuncia Luca Angelon, cittadino di Camponogara che ci ha inviato la segnalazione, quando ho ricevuto una multa scattata dal sistema automatico di questo semaforo. Non ho nessuna intenzione di contestarla, puntualizza, ma è necessario un intervento del comune per una questione innanzitutto di sicurezza e poi anche di giustizia. La multa l'ho pagata perché sono passato col rosso e metto in evidenza che è giusto non passare col rosso, però non è neanche giusto che la segnaletica stradale ogni comune la faccia a modo suo, c'è un regolamento e una legge italiana, deve essere messa a norma anche a questo posto, solo questo chiedo. Allora, come il signor Luca, anche voi se avete segnalazioni di servizi, problematiche da segnalare, fatelo con lo dico ad Antenna. Le solite modalità, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms o WhatsApp. Adesso a Padova dove nel 1918, non tutti lo sanno, a Villa Giusti si firmò l'armistizio che portò alla fine della Grande Guerra. E allora 100 anni dopo, nell'anno in cui si celebra questo centenario importante della fine della Grande Guerra, città e provincia si preparano a celebrare questo anniversario importantissimo con tante manifestazioni ed eventi. La storia e le storie della Grande Guerra passarono come noto per Padova, ma anche per alcuni comuni della provincia. Il programma del centenario della fine del primo conflitto mondiale non è ancora pronto, ma è certo il contesto nel quale 100 anni fa a Padova e provincia si muovevano figure importanti per quell'evento storico, da dopo Caporetto, quando Padova diventò capitale al fronte. Il re dapprima si sposta alla Mandria, a Villa Giusti, poi si sposta a Monselice, quindi Padova e Monselice sono già Villa Italia. Il comando supremo con Cadorna si sposta al Teresianum, Palazzo Dolfin, poi si sposterà dove? Ad Abano, all'Hotel Trieste Victoria. Il volo di D'Annunzio parte da 2 Carrare, dal castello di San Pelagio. Al castello invece del Cataio avevamo la presenza pochi mesi prima in realtà dell'attentato di Sarajevo dell'arciduca Ferdinando. Diciamo che tutto il nostro territorio, pensate a Villa Imperiale di Galliera, dove c'era il comando del generale Giardino che coordinò la battaglia sul Grappa. Comune, provincia, regione hanno coinvolto l'università, il comitato di Ateneo della Grande Guerra, guidato dal professor Luigi Fontana, che organizzerà per il novembre 2018 un convegno internazionale intitolato Fare la pace, Making Peace. Al lavoro anche il marketing per creare una app e un sito web. Padova al centro di un percorso della memoria, non solo con Villa Giusti, ma pure con Palazzo Moroni. Altro non è che il municipio, il frontone, un grande mausoleo che evoca i caduti padovani. Il bollettino della vittoria è stampato sull'ingresso di Palazzo Moroni. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti, fra pochissimo ore 13 parleremo di prodotti della nostra terra, prodotti dell'agricoltura, quindi da non perdere l'appuntamento fra pochissimo, e poi questa sera 20:10 il futuro dell'autorità portuale, del futuro del porto di Venezia con il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, anche questa un'altra puntata da non perdere con 20:10. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, prosegue un tempo stabile sulle nostre regioni. Nella giornata di venerdì 19 gennaio sarà il sole a farci compagnia. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse, al mattino specie sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Più sole sul resto della regione dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con possibili rovesci sul Triestino a partire dal pomeriggio. Asciutto e soleggiato sui restanti settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 5 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque e tanto sole sulla nostra regione, cielo sereno sul Trentino, poco nuvoloso altrove con addensamenti e anche con locali nevicate sui settori alpini di confine anche a bassa quota.
Le temperature massime si attesteranno sui 13 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali lungo le coste e meridionali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.